Alessandro Cavallo ordinato diacono nel giorno dell'Immacolata. Il vescovo, il servizio nasce da dentro come per Maria. Il percorso del giovane è partito dalla sua parrocchia nell'attenzione ai più deboli. 50 anni vicini alla gente. La parrocchia di Maria Madre della Chiesa Lavagna ha festeggiato il giubileo nella solennità dell'Immacolata. Ora il cammino prosegue nella comunione con le parrocchie cittadine. Maria Immacolata, patrona dei francescani, è la buona notizia per tutti. Il vescovo ha proposto questa riflessione celebrando l'Eucarestia al convento dei frati Cappuccini di Sestri Levante. Una scuola capace di ridare speranza ai giovani è la sfida affrontata nell'incontro tra i presidi del territorio e il vescovo. La Chiesa, ha detto Monsignor Tanasini, è attenta al mondo dell'istruzione. Celebrata a Rapallo la messa di Natale per il mondo della scuola. Monsignor Tanasini ha proposto agli studenti una riflessione sulla grandezza di Dio che trova fondamento nell'amore per l'umanità. Don Nicola Tiscornia, decano dei sacerdoti della diocesi, ha tagliato il traguardo di 104 anni. Festa alla Casa del Clero di Chiavari, in mattinata la visita affettuosa del vescovo Tanasini. Benvenuti a Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. Questa settimana iniziamo raccontandovi un evento di grazia e di gioia per tutta la nostra diocesi, l'ordinazione diaconale di Alessandro Cavallo, 31 anni, originario della parrocchia di San Pietro di Novella a Rapallo. Al culmine di un percorso di formazione e di discernimento nel seminario diocesano, Alessandro ha ricevuto il primo grado del sacramento dell'ordine per l'imposizione delle mani del vescovo Alberto Tanasini, che nell'omelia ha proposto una riflessione dedicata alla figura di Maria, donna, ha detto, della giovinezza spirituale e del servizio. Vediamo. La festa dell'Immacolata Concezione ci parla della giovinezza di Maria e su questo aspetto si è concentrata la riflessione del vescovo Alberto Tanasini, che ha presieduto in cattedrale a Chiavari l'Eucaristia. La giovinezza non è solo un dato fisico, ma sgorga da un cuore puro senza peccato come quello di Maria. In realtà tutta la riflessione sul mistero della Immacolata Concezione porta a pensare in lei un inizio nuovo, la manifestazione della nuova umanità, quell'umanità che viene dalla redenzione portata da Gesù. Maria è anche la donna che con il suo sì detto al Signore si è totalmente abbandonata a Lui, mettendosi al servizio. Essere servi non vuole essere soltanto il fare delle cose, anche buone, anche al servizio degli altri, ma l'essere servi nasce da dentro. Come Maria, il giovane Alessandro Cavallo ha detto il suo sì per diventare diacono, cioè colui che serve. Un sì arrivato dopo un percorso di discernimento e maturato attraverso l'esperienza personale nel movimento di comunione e liberazione e nella parrocchia di origine. Al servizio di chi è più debole, Alessandro si era già posto da liceale, mantenendo fede a questo impegno nel tempo. Ha continuato a seguire alcuni ragazzi con cui aveva iniziato un servizio così di accompagnamento, 2 ragazzi disabili, ed è stato proprio un segno per tutti, no? Che la volontà, la fedeltà con cui ha seguito questi ragazzi, sia quando lo faceva come impegno di caritativa, sia dopo, quando è andato in seminario, quando è andato in università, poi quando è andato in seminario, ha sempre seguito. Poi ha partecipato all'oratorio tanti anni, ha animato i momenti del gioco e io l'ho conosciuto che ha fatto la prima comunione, quindi è stato chierichetto, ha vissuto gli anni delle medie, delle superiori in oratorio, ha seguito l'esperienza di gioventù studentesca e poi è diventato un genio della matematica. Quanto è importante anche la parrocchia in un cammino vocazionale? La comunità è importantissima. Io credo che Alessandro abbia proprio maturato la sua vocazione proprio per l'esperienza di comunità che ha vissuto. Ora il cammino diaconale proseguirà nel servizio alla comunità di San Giovanni Battista a Chiavari. Come sei arrivata a questa scelta di vita? Innanzitutto come un desiderio che mi è arrivato un po' di colpo, di poter servire una cosa bella
e poi nel tempo, dandogli tempo per capire se era una cosa vera. Nel tempo non si è sgonfiata ma è cresciuta e quindi andava seguita. Nel tuo cammino quali sono state le figure di riferimento importanti anche per questa scelta? Tante, non lo so, mi sembra che veramente sia stato un po' costellato di personaggi, ci sono state tante figure, dai miei genitori a Don Beppe Culoma, a tanti altri che ho incontrato negli anni. Mi sembra che ognuno quasi in qualche modo abbia contribuito e abbia fatto con me un pezzo di strada accompagnandomi. Mi sono sempre sentito abbastanza tranquillo, sia prima che durante, però comunque per quanto, come dire, uno sia tranquillo, nel senso che è una cosa che nel tempo è cresciuta ed è come entrata piano piano dentro, e quel momento lì è comunque, c'è un salto, come uno stacco che uno sente di definitività che deve decidere, quello sì. È stato... Gli anni di seminario come sono stati? I tuoi compagni hanno condiviso con te anche questo cammino? Sì, sono stati da un certo punto di vista belli, come rapporti e tutto, a volte anche tanto faticosi. Io faccio un po' fatica nel vivere così tanto insieme a volte, per cui sono stati comunque anni belli dove Ora prosegui il tuo servizio nella comunità di San Giovanni Battista, dove stai già prestando servizio in questi mesi. Come ti trovi nella comunità parrocchiale di San Giovanni Battista? Bene, ancora un po' disorientato, nel senso che è grande come comunità e quindi tante persone non le conosco, però bene, per ora bene. Ora continuiamo a raccontarvi altri eventi che ci sono stati nel giorno della solennità dell'Immacolata della nostra diocesi, e andiamo con le nostre telecamere a Lavagna, nella parrocchia di Maria Madre della Chiesa, che quest'anno, nel 2018, ha ricordato i 50 anni dalla fondazione della parrocchia, avvenuta nel mese di agosto. Però la festa della parrocchia è appunto l'8 di dicembre, giorno in cui si ricorda la consacrazione della chiesa parrocchiale. E allora in questa occasione c'è stata la celebrazione dell'Eucaristia, presieduta dal Vescovo Alberto Tanasini, a cui è seguito un pranzo nei locali parrocchiali, un momento di gioia e di fraternità. Vediamo. C'è un rapporto profondo fra Maria, concepita senza peccato per singolare dono di Dio, e la Chiesa. Lo ha sottolineato Monsignor Tanasini celebrando l'Eucaristia nella parrocchia di Maria Madre della Chiesa a Lavagna. Il privilegio di Maria non la chiude in se stessa, in una gloria unica e personale, ma la apre al fatto che ella è stata l'inizio della Chiesa, la prima di tutti i cristiani, che sono chiamati ad essere come lei, immacolati, senza macchia, di fronte a Dio. Di qui l'invito a celebrare il 50° anniversario della fondazione della parrocchia con uno sguardo nuovo sulla Chiesa stessa, oggi vista sempre più per le sue macchie, per i suoi figli che sbagliano, piuttosto che per il dono di coloro che ne realizzano fino in fondo la vocazione di sposa di Cristo, e con il desiderio di far parte della stessa comunità ecclesiale. Un invito dunque tanto più decisivo per questa comunità, intitolata proprio a Maria come Madre della Chiesa, che si è costituita il 22 agosto del 1968, 50 anni fa. La data della festa invece l'8 dicembre perché coincide con la consacrazione della chiesa parrocchiale, costruita in mezzo al quartiere nuovo di Lavagna come segno della prossimità di Dio alle persone. Prima è nata il desiderio di una comunità parrocchiale e poi la comunità ha scelto di costruire la propria chiesa. Quindi il 22 agosto del 68 è nata la parrocchia. Successivamente, 10 anni dopo quasi, è stata consacrata la chiesa. Sono già passati 50 anni. Sono passati 50 anni e credo che il sogno rimanga sempre un po' lo stesso, cioè
che la Chiesa possa essere il segno della vicinanza di Dio, della prossimità di Dio in mezzo agli uomini, in mezzo alle persone. E questo sogno è continuato e si è evoluto, ecco. Quindi dal primo parroco che ha iniziato, Don Romano, poi c'è stato Monsignor Gero Marino che in quasi 20 anni ha dato una formazione, una forma a questa comunità parrocchiale secondo quello che era il Concilio Vaticano II. E poi quasi 2 anni fa ho iniziato io e il Vescovo mi ha chiesto che la comunità di Maria Madre, insieme a tutte le comunità di Lavagna, possano iniziare un cammino di comunione. In effetti, con i ritmi di oggi ci sono stati anche pochi parroci. Sì, in 50 anni diciamo i parroci sono stati relativamente pochi, ecco, quindi io sono il 3° parroco di Maria Madre, però ecco, pensarsi come comunità cristiana in comunione con le altre comunità cristiane per servire la città. Oggi presente anche il nostro Vescovo, qual è stato il suo messaggio? Ma il Vescovo ci ha invitato a contemplare Maria come il modello della Chiesa e dell'umanità nuova e in modo particolare ci ha mostrato e ci ha invitato a guardare alla Chiesa con uno sguardo nuovo, non con lo sguardo diciamo pessimista che viene misurato diciamo dalle opere dei figli e tante volte sono opere negative che feriscono diciamo la Chiesa e l'umanità, ma ci ha invitato a guardare partendo dal bene, partendo dalle primizie, quindi partendo da Maria. E questo sguardo su Maria ci educa intanto a riscoprire che al centro della Chiesa c'è il Signore e che la Chiesa vive per Lui e che silenziosamente tanti uomini e donne pregano, costruiscono le comunità cristiane. Il male fa molto rumore, il bene invece è silenzioso ma è diffuso ed è molto più presente il bene rispetto al male. È un tempo in cui possiamo anche noi parrocchiani, i parrocchiani di Lavagna, ma non solo, fare una piccola riflessione per ognuno, per se stessi. Certo, la riflessione personale è che la Chiesa non può essere delegata unicamente nelle mani del Vescovo, nelle mani del parroco, ma ognuno è una pietra viva, importante e preziosa. Quindi tutto quello che ognuno può dare per costruire questo edificio che è la Chiesa, lo può e lo deve fare, e soprattutto che la Chiesa diventi a servizio degli uomini, dell'umanità. Questa è un po' la sua vocazione. Un invito anche ai giovani che stamattina erano molto presenti a vivere la Chiesa con entusiasmo, non in forma mediocre. I giovani hanno bisogno di avere davanti degli adulti coerenti, perché il giovane scommette sul futuro se ha davanti a sé degli adulti autentici che credono e che vivono a quello che credono. E questa mi sembra una responsabilità grandissima. Noi a volte guardiamo con sfiducia i giovani, però tante volte i giovani hanno davanti degli adulti che non apprezzano il loro tempo, il loro essere adulti, ma magari scimmiottano i giovani. E allora un giovane di fronte ad un adulto che ha un po' capovolto, diciamo, il suo sguardo, ecco il giovane dice non vale la pena diventare adulto. Allora dobbiamo pregare per i giovani, ma dobbiamo pregare che gli adulti siano autentici e veri. I parrocchiani, un gruppo almeno, si ritrova per il pranzo insieme. Sì, il giorno dell'Immacolata la comunità organizza per tutti gli anziani una polentata, un pranzo, ed è un momento bello, come dire, per dire che la comunità è vicina alle persone che vivono, diciamo, la parte forse un po' più faticosa della vita, che è quella di chi avverte che la vita se ne sta andando. E la comunità deve essere sensibile, diciamo, alle persone più deboli, alle persone più fragili. E la cosa bella è che
la comunità si è anche organizzata per portare il pranzo a quelli che sono a casa e che non possono uscire. Quindi così, il desiderio di essere una chiesa che va incontro e non solo una chiesa che aspetta la gente che venga. L'Immacolata Concezione di Maria è la patrona di tutti i francescani e per questo nel giorno dell'Immacolata viene celebrata la festa con particolare devozione nella chiesa del convento dei frati Cappuccini nella splendida baia di Portobello a Sestri Levante. C'è stato un percorso di preparazione che è stato guidato da uno dei frati delle province d'Italia, che ha guidato appunto il tempo di preparazione alla festa, e poi il giorno della vigilia della solennità dell'Immacolata il vescovo ha celebrato l'Eucarestia nella cappella, nella chiesa del convento. Vediamo. La festa dell'Immacolata Concezione porta alla radice della vita di Maria e così alla radice della vita degli uomini, perché in una società dove anche la distinzione fra bene e male diventa sempre più labile, ci ricorda che l'unico vero bene è Dio e che il male è staccarsi da Lui. La festa dell'Immacolata, celebrata con particolare devozione nella storia pluridecennale della presenza dei frati Cappuccini sulla baia di Portobello a Sestri Levante, è stata l'occasione per questa riflessione pronunciata dal vescovo Alberto Tanasini durante la messa della vigilia. Maria non vive l'esperienza del peccato a differenza di ogni altra creatura umana, che però vive l'esperienza della redenzione mediante Gesù Cristo. Possiamo guardare il combattimento che ognuno di noi deve affrontare nei confronti del male, della tentazione. Possiamo affrontarlo con decisione, con convinzione. Gesù ha vinto il mondo, dice lui stesso. Io ho vinto il mondo, non abbiate paura. Noi siamo in grado di vivere questo combattimento con grande fiducia, con grande speranza, con grande determinazione. Per questo la festa dell'Immacolata è la festa di tutti. Ecco, quindi celebriamo Maria. Ammiriamo Maria, la consideriamo unica perché tale è, ma nello stesso tempo noi riacquistiamo la vocazione che ci è propria, essere sulla sua scia, sulla sua strada, correre dietro a lei sulla via della santità e della vittoria sul peccato. Maria Immacolata è la patrona dei francescani, che la venerano con particolare affetto, e qui a Sestri questa devozione riverbera in quella di tanti abitanti della zona della penisola che sono cresciuti e vivono tuttora all'ombra del convento. In questo tempo di festa la preparazione è stata curata da Fra Lorenzo, che ha predicato la novena. La Madonna Immacolata è la nostra patrona, è la patrona di tutti i francescani, quindi noi cappuccini, i cosiddetti francescani e i conventuali e tutti coloro che si riconoscono, compresi anche le sorelle Clarisse e poi tutto l'ordine francescano secolare. Tutti i francescani abbiamo come patrona l'Immacolata Concezione. Ecco è il nostro perno e fulcro per la vita quotidiana, attiva o contemplativa. La Vergine Maria ci ricorda, lei vuole entrare con ognuno di noi nella nostra vita quotidiana. Ho cercato di trasmettere anche questo analizzando in questi giorni l'Ave Maria e quindi Maria non è in cielo chissà dove insieme a Gesù o la Trinità Santissima, ma è qui attorno a noi. Sta a noi allungare la mano e dire affidarci, ma anche affidare il nostro grazie quotidiano, questo sì. Don Stefano Mazzini lascia l'incarico di parroco delle comunità di Sant'Andrea di Rovereto e di San Pietro di Rovereto, rispettivamente nei comuni di Chiavari e di Zoagli, e anche l'incarico di rettore del Santuario delle Grazie a Chiavari. La scelta, dovuta al sovrapporsi di diversi impegni pastorali, è stata comunicata durante le celebrazioni nel giorno dell'Immacolata e nella domenica appena trascorsa. Al suo posto nella parrocchia di Sant'Andrea di Rovereto diventerà parroco
parroco Don Giacomo Canepa, che diventerà anche rettore del Santuario delle Grazie, con l'aiuto pastorale di Monsignore Enrico Bacigalupo. Don Canepa conserverà gli attuali incarichi di parroco della comunità di Santa Maria e di San Biagio di Bacezza. A San Pietro di Rovereto diventerà parroco Don Fabio Mazzino, che manterrà anche la parrocchia di San Martino a Zoagli. Gli ingressi saranno dopo la solennità dell'Epifania. E ora parliamo di alcuni appuntamenti che hanno riguardato il mondo della scuola. Iniziamo raccontandovi il tradizionale scambio degli auguri natalizi fra i dirigenti scolastici del nostro territorio e il vescovo Alberto Tanasini. Un'occasione questa sempre propizia per mettere sul tavolo le sfide a cui è chiamata la scuola nel mondo di oggi e più in generale il mondo dell'educazione. E poi vi raccontiamo anche la celebrazione dell'Eucarestia prenatalizia durante il tempo di Avvento, presieduta dal Vescovo proprio per il mondo della scuola, che quest'anno è stata ospitata dalla Basilica dei Santi Gervasio e Protasio a Rapallo. La povertà di speranza negli studenti preoccupa i dirigenti scolastici, una povertà sottolineata dalla CEI, condivisa stamani nell'incontro con il Vescovo in Curia. Secondo la dirigente del Marconi del Pino di Chiavari, Daniela Loero, per fare un esempio, negli ultimi anni si sono spenti i sogni dei maturandi, non hanno chiaro il loro futuro, pensano ad un anno sabbatico, troppo spesso vogliono partire e andare all'estero. Per riaccendere la speranza, la scuola deve essere in grado di ripensare se stessa e ascoltare i ragazzi. La sfida di oggi, come scrive il Cardinal Bassetti, presidente della CEI, è far sognare di nuovo gli studenti, come in una sorta di primavera della scuola. La scuola sicuramente ha un grande compito educativo nei confronti dei giovani, ma anche degli adulti. La scuola rappresenta nel paese quell'agenzia che indica il futuro e quindi contiene una promessa. La grande responsabilità della scuola è essere all'altezza della promessa, che è una promessa di vita, di lavoro, e quindi è un impegno a cambiare se stessa continuamente, a proporre modelli educativi che riguardino il personale della scuola in prima persona, in quanto educare è sempre anche educarsi, e quindi in una società che crede nel futuro, tutti noi siamo chiamati a ripensare il nostro modo di essere, nel mondo, per proporre qualche cosa di credibile a coloro che abbiamo davanti, siano essi bambini, siano essi ragazzi, siano essi adulti, sempre questo compito è urgente. Partiamo dai ragazzi, quali sono oggi le problematiche più gravi che vedete, che affrontate? Ma i ragazzi sono sempre naturalmente in ascolto, quindi la scuola non deve mai perdere l'occasione di progettare e di prendere sul serio questo bisogno che è nei ragazzi. I ragazzi possono essere anche ribelli, lo sono quasi per natura, perché nel cercare il futuro c'è una energia che talvolta diventa anche aggressività. Però la scuola deve riuscire a trovare una progettazione educativa in grado di parlare ai ragazzi del presente e di fornire loro un'indicazione autentica che li coinvolga nel progetto complessivo della società. Secondo Kunkler, poi, negli anni non è stato dato il giusto peso alla formazione continua. Gli adulti che studiano sono quasi visti con sospetto o derisione. In realtà il nostro paese sta scendendo una pericolosa china. Noi viviamo in Italia una situazione di deprivazione della persona adulta per quanto riguarda il suo processo di apprendimento. Non è stata sufficientemente promossa la formazione continua. Il concetto di apprendimento permanente è un concetto che talvolta si ascolta, ma è pressoché assente nella coscienza collettiva. Quasi quasi un italiano adulto che studia è visto con diffidenza, quasi con sospetto, per quale motivo studia, e questo ci dà la misura della lontananza da quella società della conoscenza che rappresenta uno dei pilastri dell'idea di Europa. Che dati ci sono secondo lei? I dati sono preoccupanti.
dal 2006, quando sono stati introdotti i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, OCSE dice che l'Italia si trova agli ultimi posti nelle competenze di lettura e nelle competenze di calcolo. Addirittura si parla del 70% della popolazione adulta italiana che non raggiunge il livello 3 delle competenze europee, che significa che ha difficoltà a vivere e a lavorare nel suo tempo. Che rischio si prefigura secondo lei? Il rischio maggiore è quello di una società che non è all'altezza del compito che la democrazia richiede, perché la democrazia non esiste se il popolo non è nella condizione di comprendere fino in fondo il mandato che conferisce ai propri rappresentanti. In tutto questo c'è anche una mancanza da parte delle istituzioni, forse anche i fondi alla scuola, cioè si cerca sempre di tagliare sulla scuola piuttosto che investire. L'investimento sulla scuola, come dicevo, è l'investimento sul futuro. Una società che non investe nella scuola sta andando progressivamente a perdere la propria identità. Quindi il compito di investire sulla scuola non è soltanto un fatto di propaganda politica, su questo tutte le componenti, tutti i rappresentanti dovrebbero parlare un unico linguaggio. Il Vescovo ha spiegato che da anni la Chiesa è attenta al mondo della scuola, in diocesi peraltro c'è buona collaborazione, con calendari di incontri e nuove proposte. Monsignor Tanasini ha spiegato che è in preparazione un testo, una sorta di vademecum con tutto quello che la Chiesa può fare per contribuire al futuro delle istituzioni scolastiche. Questo territorio ha degli elementi di ricchezza che sono sicuramente dovuti a una naturale bellezza e attrattività. Naturalmente investire su questo territorio significa che i decisori politici, gli amministratori, i dirigenti, ma anche tutti coloro che sono impiegati sia nel pubblico che nel privato si mettono nella condizione di costruire un'autentica dimensione di rete, che significa che si crede in un bene comune e si è capaci anche di fare un passo indietro per poter costruire questo bene. C'è un percorso personale di fede o di ricerca che lega i tanti partecipanti al momento natalizio di scambio degli auguri tra il mondo della scuola e il vescovo diocesano. Ciascuno, seguendo il proprio cammino, trova in questa celebrazione un momento di incontro e di ripartenza per poi vivere con nuovo slancio la propria fedeltà anche tra i banchi di scuola. Per me vuol dire essere sempre disponibili con gli altri, magari aiutare chi ha più bisogno e il più delle volte non farsi da parte, quando magari uno viene preso di mira, aiutarlo, anche se magari hai paura che poi ti prende di mira il bullo, ma tu sarai sempre felice perché comunque hai aiutato una persona. Federico fa l'aiuto catechista in parrocchia Rapallo. Che cosa dà in più l'esperienza del credere nella tua vita? Beh, di sicuro aiutare i bambini, i ragazzi che fanno catechismo è un'esperienza sia bellissima che ti aiuta sia a migliorare te stesso che poi aiutare i ragazzi, i bambini è un'esperienza che nessuno può descrivere. Ovviamente durante le feste di Natale è un'emozione ancora più bella perché tutti passano il Natale come se fosse rinato Gesù ogni anno. Quindi c'è molta felicità nelle lezioni e nei ragazzi in sé. Il Vescovo ha celebrato la messa, un appuntamento tradizionale per la nostra diocesi. Era la prima volta che partecipavate? No. Perché decidi ogni anno di ritornare a questo appuntamento? Perché per me la Chiesa, Dio, per me la fede è tutto, perché senza Dio noi non saremo niente. Dio è l'unica persona che ama nella gratuità, cosa che anche noi siamo tenuti a fare. Federico? Concordo con il fatto, le parole che ha detto Francesco. Ecco, Dio ovviamente ama tutti gratuitamente, noi siamo tenuti a portare avanti la sua parola e le sue gesta. A scuola convergono esperienze e testimonianze diverse, arricchenti anche per una giovane insegnante alla sua prima esperienza come maestra. Sicuramente
il regalo più bello che potessi ricevere, poter accompagnare ed educare, però penso anche che i miei bambini, i miei alunni mi stanno aiutando in questo tempo di avvento, proprio perché da loro ogni giorno ricevo tanto e soprattutto mi aiutano in questo tempo di attesa, in attesa di un qualcosa di bello che sta per arrivare. Come vi state preparando in classe al prossimo Natale? Ma ci stiamo preparando dalla cosa più semplice, cioè addobbare, abbiamo fatto l'albero, domani faremo il presepe, però anche stiamo sperimentando appunto la gioia del poter donare qualcosa, no? E quindi anche l'impegno, la cura nel preparare qualcosa da regalare alle loro famiglie. Noti una sensibilità dei più piccoli su questi temi? Ma di sicuro per loro potersi dare da fare, per costruire qualcosa, preparare, intanto li rende comunque protagonisti e per loro è una gioia, no? E mi colpisce perché ogni tanto in classe quando dobbiamo concentrarci per preparare qualcosa ogni tanto dicono che questa cosa va fatta con attenzione e soprattutto con amore e per me è bellissimo perché è vero. Il vescovo Alberto Tanasini ha concentrato la riflessione sulla pagina letta e meditata, in cui si esalta la grandezza di Dio, creatore del cielo e della terra. Una lettura che potrebbe sembrare in antitesi con quella data dalla scienza, ma che in realtà, ha spiegato il vescovo, trova la radice comune nell'amore di Dio, che per essere vicino a ciascuno manda il suo figlio unigenito nel mondo. Quel grande amore, per essere così grande, ha voluto essere vicino a noi, venire tra di noi. Ecco, questo ci dimostra quanto è grande davvero l'amore di Dio. C'è stato un pomeriggio di festa alla casa di accoglienza dei sacerdoti anziani della nostra diocesi che si trova a Chiavari perché Don Nicola Tiscornia, il decano dei sacerdoti della nostra diocesi, ha spento ben 104 candeline. Tanti confratelli, ma anche i parenti, gli amici che hanno voluto portare i loro auguri a Don Nicola. Vediamo. Oggi la Casa del Clero festeggia un importante compleanno. Direi che nella casa lui è un po' il ricordo della tradizione della nostra diocesi. Lui ha narrato la nostra diocesi, l'ha narrata anche con dei libri, ripercorrendo la storia della diocesi attraverso i preti. Dunque, e lui è contento di questo. Almeno 80 anni di ricordi. Sì, tranquillo, sì. E poi la sua presenza tra noi che direi con tanta umiltà. Stamattina diceva al vescovo, io sono qui legato, però lo fanno per il mio bene. È stato il primo sacerdote arrivato a Chiavari nell'ottobre del 1975, il quale appena mi ha incontrato mi ha invitato nella sua parrocchia a Ribasso a celebrare la festa della Madonna Immacolata e mi ha fatto fare la novena il giorno della festa con tutta la processione. Da questo incontro particolare non mi sono più staccato da lui, specialmente quando è andato in pensione. Oggi grande festa in famiglia. Grande festa sì, con lo zio che compie 104 anni, è stato un padre per me, per la mia famiglia, per tutti, per tutta la diocesi. E spero che possa durare ancora a lungo questo suo compleanno e questa sua festa. Vi ha tenuto uniti? Sì, sempre uniti e ci ha sempre voluto bene. Lo devo sempre ringraziare di tutto quello che ha fatto per noi. Grazie. Cosa facevate da giovani? Io da giovane
andavamo sempre da lui, ecco, perché ci insegnasse un po' la retta via, ecco. E quindi... C'è riuscito? Sì, c'è riuscito e ne sono felice, ecco. È sempre uno zio, è stato un padre anche per me, ecco. E invece la cognata cosa dice? Io dico che è tanti anni che siamo insieme, vengo a farci da mangiare, adesso è un anno che è qui dal clero, ma ci troviamo bene, mangio insieme con lui, è contento, è sempre così, andiamo sempre bene così, speriamo sempre una lunga vita ancora di più così. Cosa ci ricordiamo nella vita di bello? Tutta la vita è stata bella, è stata un po' brutta adesso che è andato sulla carrozzella e ci dispiace esserci, però ma sta ancora bene. Sta ancora bene, parla, mangia da solo e poi ci aiuto e così. Mi ha dato dei segni di affetto veramente commoventi. Di questo io la ringrazio. Ti ringrazio di cuore. Grazie. Ti ringrazio di cuore perché sei stata una grande mamma di tutti qui, è vero. E hai manifestato il tuo affetto profondo, cordiale, affettuoso, costante, è vero. Ringrazio certamente i commensali, è vero. Confratelli, i commensali di quest'oggi. E il vescovo che è venuto stamattina. Cosa ti ha detto il vescovo? Il vescovo è stato molto gentile, molto cordiale, è cambiato, l'ho trovato bene, è diventato giovane, direi, gliel'ho detto. Mi ha detto appunto, è vero, se voglio fare il nonno. Di tutta la diocesi. Perché posso essere il nonno di tutti questi, gli ho detto di no, perché sono troppi nonni. Io non li saprei condurre, non li saprei educare, tanti nonni così, Gli ho risposto a questo modo qui, si è messo a ridere. Il Signore ha detto dai aiuto. Grazie. Grazie di tutto. Nel cammino dell'Avvento, il gruppo delle Lampade Ardenti, le persone che svolgono il servizio di adorazione eucaristica notturna al Centro Benedetto Acquarone di Chiavari, si ritrova ogni anno per celebrare assieme il sacramento dell'Eucaristia, in un momento che è aperto a gruppi, movimenti, associazioni o anche semplicemente a coloro che vogliono saperne di più e magari accostarsi a questo servizio di preghiera. Quest'anno l'appuntamento è per sabato pomeriggio alle 17:30 al Centro Benedetto Acquarone di Chiavari e la Santa Messa sarà presieduta dal Vescovo di Pavia, Monsignor Corrado Sanguinetti. Per tutte le comunità straniere immigrate nel nostro territorio invece l'appuntamento è per domenica pomeriggio alle 16 nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, quando il Vescovo celebrerà la Santa Messa prenatalizia appunto per tutti gli stranieri immigrati nel territorio della nostra diocesi. Vi ricordo inoltre che sono aperte le iscrizioni al 65° corso di formazione e spiritualità organizzato all'Opera Madonnina del Grappa di Sestri Levante. Il tema scelto per quest'anno è In cammino verso la bellezza. Gli arrivi e l'accoglienza sono previsti per il pomeriggio di giovedì 27 dicembre. Nei giorni successivi si svolgeranno le meditazioni che saranno tenute da Monsignor Vito Angiuli, Vescovo di Ugento Santa Maria di Leuca, Monsignor Pietro Santoro, assistente generale della famiglia di Padre Mauri, e da Don Francesco Pilloni, coordinatore del Centro di Spiritualità della famiglia di Padre Mauri. Venerdì 28 dicembre alle 12 la Santa Messa presieduta dal Vescovo della Diocesi di Chiavari, Monsignor Alberto Tanasini, e la conclusione domenica 30 dicembre. Per informazioni ed iscrizioni 0185 45 71 31. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa, la nostra rubrica che vi racconta la vita della Diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.